La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. Penalty, il gioco si decide qui. Penalty, emozioni fino all'ultimo sì. Penalty, ogni istante è magia. Penalty, la vittoria è energia. Penalty. La vittoria è energia. Doppio appuntamento di penalty sul canale 19 di TVM Palermo. Il mercoledì alle 15:30 ed il giovedì alle 21. Parliamo solo di calcio dilettantistico siciliano. Da non perdere. Arriva adesso il fischio, inizia Sciacca Modica, pallone scodellato nel mezzo, arriva il gol del solito Savasta che fa 1-0, è il numero 11 a portare avanti i ragazzi modicani. Dunque Modica che la sblocca, pallone adesso recuperato dallo Sciacca, prova ad andare centralmente con Tirone che prova il destro, è il gol dello Sciacca con Tirone che ha colpito e poi Mangiaracina che ha trovato il gol dell'1-1. Pallone proprio per Fravola che cade giù, si gioca, pallone poi per Bonanno in rovesciata e arriva il gol, il nuovo vantaggio del Modico con un gran gol da parte di Bonanno che in girata volante trova il 2-1. Bonanno che vola dai suoi tifosi, nuovo vantaggio del Modica, dura appena 7-8 minuti di gioco effettivo il pari del Unitas Sciacca e dunque 2-1. Praticamente quasi tutto lo Sciacca dentro l'area di rigore, Concialdi in mezzo, c'è un contatto, si gioca, poi addirittura in rovesciata, cosa arriva il gol dopo la rovesciata, clamoroso, ha pareggiato lo Sciacca 2-2 al 93esimo, pareggio insperato, è esploso il Gurrera, da capire chi ha spizzato il pallone. La rovesciata dovrebbe essere di Mangiaracina, poi o Pisciotta o addirittura Guadagnoli ha messo dentro il gol del 2-2 clamoroso, quando sembrava ormai finito lo Sciacca ha pareggiato i conti. 2-2, si va ai tiri di rigore, inizierà lo Sciacca a battere, si abbracciano Elesa e Aleio, ma non sono abbracci, insomma, un po' particolare questa situazione, con Elesa e Aleio che stavano dialogando in maniera, sembrava tranquilla, poi i due si sono abbracciati e dall'abbraccio in realtà è nato qualche spintone, vedete ancora qualche discussione fra Aleio e Elesa. Inizierà a battere Caternicchia. Primo rigore. Caternicchia contro Aleio. Se non lo avete già fatto vi ricordo di condividere questa diretta la diretta così che possa arrivare anche ai vostri amici su Facebook e di seguire ovviamente i canali social di Sport Web Sicilia. Iniziano i tiri di rigore di questa Coppa Italia Eccellenza. Caternicchia contro Aleio, il tiro e il gol, palo gol di Caternicchia, 1-0 in questa sequenza.
a rivedere questo rigore praticamente perfetto di Caternicchia. Vedete qui, apre il piattone, palo gol, spacca la porta Caternicchia. Dunque 1-0 e qui ancora qualche discussione fra Aleio e Elesa. Adesso non so se dovesse arrivare un cartellino rosso per Aleio, insomma sarebbe una situazione un po' particolare. Ecco, qui pronto a battere Bonanno contro Elesa. Va Bonanno, in corsa lenta, gol, 1-1, pareggia subito i conti Bonanno. E adesso tocca a uno dei protagonisti di questa partita per quel che riguarda lo Sciacca. Ovvero Mangiaracina. Pronto ad andare Mangiaracina contro Aleio. Va il numero 11. Il tiro, la parata che non basta. 2-1. Ha toccato Aleio che però non è riuscito a tenere il pallone con sé. E adesso Valenca. E qui arriva cartellino giallo anche per Valenca, che aveva spassato il pallone, sì, ma in maniera completamente sbagliata al proprio avversario. Dunque David José Floro Valenca. Parte il numero 4 contro Elesa. Il tiro, palo, gol. Grandissima realizzazione da parte di David José Floro Valenca. Gran rigore, 2-2. Dunque 2-2 i rigori. Il tiro anche ancora avanti lo Sciacca, 3-2 con Gianni Calagna che realizza il 3-2. Adesso dovrebbe toccare a Alfonso Sessa, anzi no, Belluso. Fa Belluso, facile, corto, centrale, 3-3. Andiamo a rivedere il rigore di Belluso.
quarto rigore, inizia la quarta serie, fin qui tutti realizzati, 3-3. Momento di Luciano Pierse. Il tiro e il gol di Pierse che spiazza Alejo. 4-3 a rispondere Mollica per il Modica. Mollica contro Elesa. Va Mollica, spiazza il portiere, palla da un lato, portiere dall'altro, 4-4. Arriva Concialdi a sfidare Alejo. Concialdi contro Alejo. Va Concialdi, aveva indovinato l'angolo l'uno del Modica, rigore però perfetto, 5-4. Sarà, eccolo, Alfonso Sessa a sfidare Elesai. Sessa contro Elesai. Sessa, gol, 5 pari, si va ad oltranza. Christos Retsos è entrato nel finale, pronto ad andare. Va il 17 contro Alejo, in corsa breve. Retsos, gol! 17 del Sciacca, 6-5, inizia la fase ad oltranza. Adesso, qualora il Modica dovesse sbagliare il rigore, sarà finita la partita. Sarà Alejo adesso a battere. Lo abbiamo visto anche durante questa metà stagione, uno specialista, il numero 1. Va Alejo, realizza il gol del 6-6. Continua la serie ad oltranza. E mi sa che non abbiamo il tempo di rivederlo perché c'è subito l'altro portiere, Elesai, che va a sfidare Alejo, spacca la porta e fa 7-6. Settimo rigore anche per il Modica. Pronto ad andare
numero 39, Christos Inzis. Va Inzidis, tiro di Inzidis centrale, aveva toccato Lezai, aveva toccato. 7-7, nuovamente parità. E dunque è pari il conto. Sette a 7. Altro rigore ad oltranza per Giuliano Guadagnoli, uno dei subentrati in questa partita. Guadagnoli contro Aleio. Va Guadagnoli senza pensarci troppo, butta giù la porta Guadagnoli, nuovamente in vantaggio. Chiede acqua Elesai. Dunque avanti. E Fravola che andrà dagli 11 metri. 8-7. Vediamo se parte Fravola. Il tiro, parata di Elesai, è finita. Finisce con la parata di Elesai che diventa eroe al Gurrera e porta a casa la seconda coppa in 2 anni. Ancora l'Unitas Sciacca che porta a casa la Coppa Italia Eccellenza Siciliana. Un risultato incredibile, quello della presidente Ignazio Rizzuto. È la seconda volta consecutiva che l'Unitas Sciacca è campione della Coppa Italia Eccellenza. Una partita incredibile, una partita pazza, totalmente senza senso, una partita che ha visto 2 volte il Modica avanti, che ha visto 2 volte lo Sciacca rimontare sempre nell'ultimo minuto di gioco, prima nel primo tempo 1-1 firmato al 45esimo e poi il 2-2 firmato al 93esimo. Eccola qui la festa dello Sciacca. Morgana prende la coppa, la consegna a Licata e la consegna a tutta l'Unitas Sciacca, che per la seconda volta consecutiva è campione della Coppa Italia d'Eccellenza Siciliana. Complimenti allo Sciacca, complimenti anche al Modica che ha fatto una grandissima partita, che ha meritato a larghi tratti di vincere questa Coppa. Poi però è uscito fuori il cuore dello Sciacca, che prima allo scadere del primo tempo, poi allo scadere del secondo tempo ha ripreso 2 volte la partita e alla fine l'ha vinta ai rigori con la parata decisiva di Elesai. Grazie. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. 15ª stagione. Vi aspettiamo ogni mercoledì alle 19:20 sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Assolutamente da non perdere. Doppio appuntamento con penalty, il mercoledì alle 15:30 ed il giovedì sera alle 21 sul canale 19 di TVM Palermo. Da non perdere.
L'Alcamo 1928 torna alla vittoria dopo il KO esterno di domenica scorsa, superando per 3-0 allo stadio Lelio Catella il Casteldaccia con una prestazione solida e ricca di spunti. Troppo distante invece la squadra ospite, che resta invischiata nelle zone basse della classifica. L'avvio di gara è vivace, con l'Alcamo che prende subito in mano il pallino del gioco, spinto da un buon possesso palla e da rapide verticalizzazioni. Al 14° arriva il primo squillo degno di nota. Lentini approfitta di un intervento non perfetto del portiere del Casteldaccia e prova ad approfittarne, ma il tiro è lento e viene spazzato via dalla difesa. Il gol è nell'aria e arriva 10 minuti più tardi. Al 24° infatti, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, è il capitano Lo Monaco a trovare il colpo di testa vincente, portando in vantaggio padroni di casa e facendo esplodere la tribuna. Una rete che premia la costanza dell'Alcamo e indirizza il match su binari più congeniali. All'inizio della ripresa il Casteldaccia prova a reagire alzando il baricentro e cercando di mettere pressione alla retroguardia bianconera. Al 10° minuto, episodio contestato. Il difensore bianconero Bado interviene sul numero 7 Caponetto in aria. L'arbitro lascia correre tra le proteste degli ospiti che reclamano il calcio di rigore. Decisione che fa discutere, ma che non cambia l'inerzia della gara. L'Alcamo torna a spingere e al 16° sfiora il raddoppio. Prestigiacomo serve ancora Lentini, protagonista di giornata, che a botta sicura colpisce una clamorosa traversa che nega la gioia del gol. È il preludio ad una fase di grande intensità offensiva per i padroni di casa. Al 19° si iscrive al tabellino delle occasioni anche Grillo, con una conclusione di sinistro che sfiora il palo alla destra del portiere del Casteldaccia. Il raddoppio arriva al 23° ed è uno dei momenti più emozionanti della gara. Lentini trova finalmente il gol, tornando a segnare dopo 3 mesi di stop per infortunio. Una rete che vale doppio, accolta con un lungo applauso dai compagni e tifosi e che lo stesso dedica alla nonna scomparsa qualche giorno prima. Il Casteldaccia accusa il colpo e l'Alcamo chiude definitivamente i conti al 32° quando Rosone firma il terzo gol, mettendo il sigillo su una vittoria netta e meritata. Finisce con il sorriso per l'Alcamo 1928, che riconquista il terzo posto in classifica e guarda con fiducia alle prossime sfide. Serata amara invece per il Casteldaccia, chiamato a reagire per risalire la classifica. Sì, sicuramente è una vittoria abbastanza importante per il nostro proseguo del campionato. Naturalmente queste sono le partite che se entri con l'approccio sbagliato diciamo che vai in difficoltà, però al secondo tempo siamo usciti fuori e abbiamo portato a casa la posta in Bali. Ma è stata una partita abbastanza difficile perché naturalmente chi viene in casa della capolista non regalerà mai nulla, loro naturalmente cercano dei punti per la salvezza, però alla fine è andata bene e noi continuiamo sempre per la nostra strada. L'importante è che alla fine, poi al secondo tempo, siamo usciti fuori bene e siamo riusciti a vincere la partita. Però noi continuiamo sempre per la nostra strada, lavorando sempre al massimo e a fine campionato tireremo le somme. È stata una partita molto combattuta, l'Aspra giustamente naviga nei bassi fondi della classifica, però è venuta qua a giocarsela, giustamente deve cercare di salvarsi. Noi abbiamo sbagliato tanto nel primo tempo, abbiamo avuto tante palle gol, potevamo chiudere la partita subito, però alla fine dai, va bene così. Noi ovviamente dovremmo andare in tutti i campi cercando di vincere e poi alla fine tireremo le somme, speriamo bene. È stata una partita complicata, però alla fine ci siamo riusciti a portarla a casa. Come dice il mister, la società, come ogni partita è una finale. Ora pensiamo al Mazzara, settimana per settimana pensiamo alla partita che viene. Il nuovo orario di Penalty, ogni mercoledì alle 19:20 sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Ma siamo anche visibili sul canale 19 di TVM Palermo alle 15:30, sempre di mercoledì. Da non perdere!
Al Pietro Gangemi di Torre Grotta va in scena il derby tirrenico valido per il campionato di promozione tra Torre Grotta e Orlandina, con i rossoblù di mister Gianni Colaggiunta pronti a tornare in campo dopo lo stop forzato dell'ultimo turno. Il Torre Grotta infatti è reduce dal rinvio della sfida contro la Sant'Angiolese, con recupero già fissato per il 28 gennaio. Situazione simile anche per l'avversario di giornata, l'Orlandina, che dovrà a sua volta recuperare la sfida contro la nuova rinascita. In classifica il Torre Grotta occupa l'11ª posizione a quota 20 punti in zona di graduatoria, che impone attenzione e continuità di risultati. Ben diverse le ambizioni dell'Orlandina, seconda forza del girone, 32 i punti all'inseguimento della capolista Polisportiva Nicosia. L'11 locale: La Rosa, Crisafullia, Rigò, Leo, Ferlazzo, Battaglia, Sciliberto, Bonasera, Isgro, Morabito e De Marco. Partiamo col film del primo tempo. All'11esimo recupero palla di serio, servizio per Salvatore Praticò, che però va a calciare alto. Al 14esimo il Torre Grotta risponde, il lancio di Morabito per De Marco, riesce a controllarla De Marco, non è semplice, poi il mancino è potente ma centrale, disinnesca in due tempi Caserta. Al 16esimo angolo per Alvarez, Sombra, colpo di testa che termina sulla traversa vicina al gol l'Orlandina. Minuto 20, il Torre Grotta però risponde prontamente con Isgro, che per vie orizzontali trova Peppe Bonasera, calcia dalla distanza, insidioso il mancino respinto da Caserta. Al 25esimo Ditale salta l'avversario, prova il cross a cambiare il versante, viene allontanato e diventa buono per Nibali. Il tiro al volo è il migliore degli assist per Salvatore Praticò, che col piattone apre le danze. Ci sono le proteste del Torre Grotta, che voleva un fuorigioco sulla conclusione di Nibali, ovviamente sulla posizione di Praticò. Al 28esimo Salvatore Praticò sulla sinistra, il cross in terzo tempo va Galati, che svetta ma non inquadra lo specchio della porta. Il Torre Grotta soffre. Al 32esimo ancora Salvatore Praticò, che si riprende il pallone, punta all'area di rigore, scarta l'avversario, se la porta sul mancino, lo sgancia abbastanza largo. Minuto 39, il Torre Grotta torna ad offendere, Isgro a destra, sterza, crossa, il pallone però viene allontanato, diventa buono per la conclusione di Sciliberto al volo, spara alto. Minuto 44, l'Orlandina chiude la frazione in avanti col cross di Giaimo per il colpo di testa di serio, il pallone sfiora il palo, vicina al gol del raddoppio l'Orlandina quando siamo a fine primo tempo. Al Pietro Gangemi di Torre Grotta 0, Orlandina 1. Decide fino a questo momento il gol di Salvatore Praticò al 25esimo. Inizia la ripresa con due cambi, entrano Guerrero e Zirilli. 48esimo, rimessa laterale Torre Grotta, pallone per Isgro a destra, da uno sguardo in mezzo Isgro, il cross all'indietro per il tentativo del compagno De Marco, arriva però Venuto che salva in calcio d'angolo. Minuto 52, Venuto serve serio che si gira e va a calciare, pallone alto. Minuto 56, ancora Orlandina con Giaimo che cerca dalla distanza di piazzare la conclusione, riesce a sventare La Rosa che allontana così il pericolo. Al 58esimo però ancora ospiti vicini al gol, ancora Giaimo vince il rimpallo e calcia molto bene, il pallone termina alto. Ora di gioco, sempre Orlandina, Frisenda si presenta alla conclusione, il pallone dà soltanto l'illusione della possibile rete. Al 62esimo più attacco per il Torre Grotta, il momento di Rasà, tocca a Viscuso. Al 64esimo passa un minuto, il lancio di Bonasera per Guerrera con i giri giusti, il difensore non lo trova, Guerrera gonfia la rete ma il direttore di gara e l'assistente annullano tutto per fuorigioco. Minuto 68, Giaimo dalla destra punta l'avversario, prova a mettere il cross, pallone allontanato dal portiere La Rosa, serio, calcia incredibilmente fuori. Entra Spadaro al 70esimo, una partita infinita, il Torre Grotta non vuole mollare. 72esimo, rimessa laterale, la spizzata di testa di De Marco, Guerrera allunga, va da Rasà, la girata di Rasà termina anche stavolta oltre la traversa. 77esimo, Guerrera aspetta l'inserimento di Viscuso a sinistra, il traversone preciso per il colpo di testa di De Marco che sul secondo palo fa 1-1. Il Torre Grotta non molla e fino alla fine riesce alla fine a raggiungere l'importante pareggio, l'importante risultato di 1-1 contro la vice capolista Orlandina.
Operazione riscatto, il Santa Venerina torna tra le mura amiche dove il primo KO stagionale è arrivato domenica scorsa contro il Valdinisi. Avversario odierno è l'Aci Bonaccorsi, reduce da 2 vittorie e 3 sconfitte nelle ultime 5 partite, bisognoso di punti salvezza. E subito un ottimo Santa Venerina quello che si vede in avvio, qui Strano perde palla, la recupera Sinatra, che lancia subito per Carbonaro, posizione regolare, Carbonaro ci prova col destro, colpisce male palla al lato. Gulli serve vicino a sé Basile, Basile cerca Fabrizio Scapellato, è di prima per Sinatra, Sinatra, grande palla morbida per Carbonaro, Carbonaro e pallonetto, beffa Pappalardo, Nino Carbonaro, dopo 9 minuti il Santa Venerina è già in vantaggio col 13° gol del suo numero 7, torna a colpire l'ass Sinatra Carbonaro. Continuano a spingere il rosso-giallo-blu, Sinatra perde Leonardis, il controllo. Ancora De Leonardis, vede il movimento di Carbonaro, lo serve, Carbonaro allarga su Lopez, Lopez il cross dentro, di nuovo per De Leonardis di testa, fuori di poco. Ospiti che faticano a muovere rapidamente la sfera, Abramo costretto all'indietro da Pappalardo, capisce tutto Sinatra che intercetta il pallone, Sinatra dentro l'area per Carbonaro, il diagonale mancino, non inquadra la porta. Daniele Scapellato cerca a sinistra Fabrizio Scapellato, si distende il Santa Venerina, conduce palla a Scapellato per Sinatra. Sinatra, braccato da 2 giocatori, riesce in qualche modo a passare, poi imbuca di nuovo per Fabrizio Scapellato. Scapellato alla conclusione, solo esterno della rete. 32esimo, Buallegue con le mani, mette subito in movimento Sinatra. È tutto solo in attacco Sinatra, costretto a temporeggiare. Sinatra avanza, salta secco un avversario, grande giocata di Sinatra, allarga a sinistra per Fabrizio Scapellato, in aria, Scapellato il tiro deviato, colpisce il palo. Aci Bonaccorsi Sornione è pienamente in partita, Scocciapino per Abbascià. Sulla 3/4 serve Calarco, Calarco riesce a girarsi, poi la conclusione è deviata, sfiora il palo. Abramo protegge la sfera, gliela porta via Sinatra, prova a recuperare Abramo ma non riesce a fermare il contropiede del Santa Venerina, avanza Sinatra, Sinatra vede Daniele Scapellato, il suggerimento per il numero 11, Scapellato si sovrappone anche De Leonardis, Scapellato direttamente in porta, vola Pappalardo e gli dice di no. Ancora padrone di casa in attacco, Fabrizio Scapellato torna indietro e ricomincia da Daniele Scapellato nel cerchio di centrocampo. Riapertura a sinistra per Sinatra, duello con Spampinato all'1 contro 1, Sinatra si sovrappone a Bonaccorso, la sterzata di Sinatra, il tiro a giro, fuori di poco. Scadere del primo tempo, Basile per Fabrizio Scapellato, di prima verso Sinatra, Sinatra fermato senza fallo da Tonzuso, poi Abbascià, Scocciapino colpisce male, Daniele Scapellato recupera, va da De Leonardis accelera all'indietro per Scapellato, il controllo alla conclusione, Daniele Scapellato, secondo gol in campionato per lui dopo il siluro col bel passo, firma il 2-0. Nella ripresa non cambia il copione della partita, è sempre la scuola di Calvaruso ad avere il pallino del gioco. Basile allarga a sinistra per Sinatra, la mette giù col petto, poi di prima per Bonaccorso, sfreccia a sinistra il 24, Bonaccorso, la sterzata, calcia dal limite, respinge Pappalardo. Ancora Basile, stavolta in verticale per Sinatra, l'appoggia di petto per Fabrizio Scapellato, subito in profondità per Carbonaro, scatta il numero 7, Carbonaro costretto a defilarsi, poi ricomincia da Sinatra, al limite, Sinatra, braccato da 2 giocatori, Sinatra evita il raddoppio, poi entra in aria, il cross morbido sul secondo palo per Fabrizio Scapellato al volo, una grande azione di Sinatra, la super conclusione di Fabrizio Scapellato, 3-0, sesto sigillo per il numero 8. Ospiti che cercano una scossa, qui però Basile stradica il pallone dai piedi di Nicosia e fa ripartire Fabrizio Scapellato. Scapellato lungolinea in verticale per Sinatra, grande palla, Sinatra entra in aria, Sinatra col destro, respinge Pappalardo. Primo cambio per mister Calvaruso ed è un rientro importante, torna dall'infortunio Danny Biondi che prende il posto di Fabrizio Scapellato. Spampinato serve in mezzo al campo Biondi, di prima per Basile, tracciante in profondità per De Leonardis sulla destra. De Leonardis tiene il pallone in gioco, punta Scocciapino, serve poi l'inserimento di Lopez, una finta, poi il cross al centro per Carbonaro, acrobazie difficili e palla alta. Un altro cambio per mister Calvaruso, fuori Daniele Scapellato, dentro Mongelli. De Leonardis pressato da 2 giocatori, perde palla De Leonardis, recupera Calarco, riapre per Divenuto cerca ancora Calarco al limite, Calarco dentro l'area per Isaia il tiro, colpisce il palo, arriva poi Cerasuolo, la rimette al centro, non ci arriva nessuno. Minuto 71, corner di Sinatra, in mezzo allontana Racca, la palla torna però tra i piedi di Sinatra che punta proprio Racca, Sinatra lo salta, il cross morbido per De Leonardis, prolunga per Mongelli di testa, Fabio Mongelli, terzo gol con la maglia del Santa Venerina, sesto stagionale, ancora una rete di testa per il numero 99. Ospiti che provano ad accorciare le distanze, Strano per Divenuto,
Divenuto cambia gioco sulla destra dove c'è Cerasuolo la conclusione, non si fa sorprendere Buallego sul suo palo con un gran riflesso. Altre 2 sostituzioni per i padroni di casa, fuori Lopez e Basile, dentro Trovato e Vittorio. Vittorio tocca il primo pallone della sua partita, lo cede a Biondi, di prima per De Leonardis, prolunga per Sinatra punta Don Zuso, accelera, incrocia col sinistro, si oppone Pappalardo e poi Racca allontana. Battute finali del match, rimesse di De Leonardis per Biondi alza la testa, poi cambia gioco nella zona di Carbonaro che la mette giù. Carbonaro in profondità per Sinatra riesce a passare, tocco sull'uscita di Pappalardo, arriva anche il gol di Salvo Sinatra, corona una grande prestazione condita da 2 assist, anche con un gol, il 13° in campionato per lui. Missione compiuta, il Santa Venerina voleva mettersi alle spalle rapidamente la sconfitta di domenica scorsa e l'ha fatto con una prestazione bella e convincente. 5 gol arrivati da 5 marcatori diversi sono il miglior viatico per una settimana densa di impegni per il rosso-giallo-blu. È successo di nuovo al Nuccio Marino, il biancazzurro fa rima con Zona Cesarini e dopo Riviera Nord e Ionica un altro gol pesante sui titoli di coda ritrascina al secondo posto il Belpasso. L'1-0 finale stavolta è sul mister bianco, al termine di un vero e proprio assalto all'arma bianca. Un'altra tappa superata proprio all'ultima curva e con la testa già rivolta a mercoledì quando si giocherà il return match degli ottavi di Coppa con Santa Venerina, chiusosi al grasso all'andata sull'1 pari. Intanto di nuovo disponibile la rosa tra i pali con Calì e Castelli in panca, ci sono entrambi i Marino tra i titolari proposti da mister Manca, uno in difesa senza maschere con Viaggio a far coppia con Strano in mezzo, l'altro in avanti come ala insieme a Randazzo. Alberio a centrocampo dove senza Tomarchio agisce Di Perna, sua una delle pochissime emozioni create in un primo tempo dove i biancazzurri fanno la partita ma devono fare i conti con un avversario abbottonato senza barricate. Come testimonia questa giocata imperniata su Giuseppe Marino, Randazzo, Sant'Onofrio che per scardinare i mister bianchesi si affidano a un cross dal fondo, sfiora la traversa Alberio da notevole distanza e si ripete il canovaccio. A conti fatti, ad andare il più vicino alla fatidica linea sono Strano, servito da Luca ma non la corregge di testa, e Marino che da defilato, sempre su assist di Luca, sciupa di fatto una palla gol fondamentale per sbloccarla nel finale di tempo. Castelli in campo nella ripresa per Alberio e al prontivia, Di Perna per Inserra, ennesimo tentativo dalla distanza ma anche qui con tutta la forza possibile non c'è la chiave di sblocco. Idem per Randazzo, 25 metri per lui, niente da fare. Al 15° uno dei clou di questa domenica. Cutispoti prende campo, cadendo colpisce la palla con le mani, proferisce poi, protestando qualche parola di troppo all'arbitro catanese di Enna, doppio giallo, mister bianco in 10, qualche piccola tensione in campo, ne fanno le spese Viaggio per i padroni di casa e Bilieri per il mister bianco, spediti anzitempo negli spogliatoi. Si gioca 10 contro 9, Manca mette dentro Sapere al posto di Randazzo. Il neoentrato ha subito una gran palla di testa su angolo di Luca, fuori portata per Marino quando ha già varcato la linea di fondo. Poi Sant'Onofrio a destra, episodio da possibile rigore, ma il direttore di gara giudica involontario il braccio di Gennaro sul cross del terzino e si va avanti anche quando il gol sembra cosa fatta sull'asse Castelli in serra. Incredibile chance in fumo e poi Dea Bendata girata al contrario sulla traversa colpita da Giuseppe Marino dopo sassata da quasi 30 metri. Calì nel frattempo subentrato a Gabri Marino prova a ribadire ma senza risultati. Prima della gioia, Luca trova sulla sua strada Ravasco che salva in angolo, ennesima conclusione dalla distanza del Belpasso. Poi al minuto 88 il punto decisivo. Tira Marino dal limite, Di Perna ci mette la schiena, Inserra al volo di prima intenzione, fa salire i biancazzurri a quota 33 punti, riportandoli al secondo posto col suo 11° gol stagionale, nono in campionato. Nel finale il ritorno di Simone Milizia che nel recupero entra al posto di Peppe Marino. Adesso la Coppa per il Belpasso, poi Riviera Nord, domenica in campionato nello stesso impianto dove una settimana fa fu 2-2, sofferto con l'Atletico Messina. L'avversario sarà più di spessore, lottando adesso per i playoff. Al Belpasso un doppio compito, triplo per la verità, in pochi giorni dentro un gennaio che se non è decisivo per basare la volata finale poco ci manca. Siamo in onda il mercoledì alle 15:30 ed il giovedì sera alle 21. Siamo quelli di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Vi aspetto ogni settimana, da non perdere.
Il Bronte torna alla vittoria e come da pronostico supera il fanalino di coda Santa Domenica Vittoria. I rossoneri rivedono la luce pur in una partita dall'esito scontato e risalgono qualche significativa posizione di classifica, centrando tra l'altro la prima vittoria del 2026 dopo qualche risultato non certo entusiasmante. Insomma, secondo anello utile di fila dopo il 2-2 di Sant'Alessio, in attesa di sabato e dell'Atletico Messina fuori che ci dirà molto sulle ambizioni brontesi. Un rischio in avvio da parte ospite, poi i padroni di casa cercano subito il vantaggio. Spitaleri per Ruffino che allarga su San Filippo, diagonale sul palo più lontano e palla sul fondo. L'1-0 al 17° Ruffino per Spitaleri che di prima intenzione a raso centra la prima di 2 reti personali. Bronte avanti e prove generali di raddoppio sull'asse Catania-Saccullo. Prestianni, oggi qualche turnover da parte di mister Gianluca Catania che dall'inizio ha gettato nella mischia pure Scafiti. Intanto al termine dell'azione tiro alto di Prestianni. Dopo il bis di San Filippo al 22° il tris lo mette a segno Spitaleri. Ancora un assist di Ruffino, stavolta per vie centrali ed ecco il 3-0 per il centrocampista. Sono così con questa doppia del sabato 6 i gol in stagione. Ripresa. Cross di Scafiti lascia scorrere Prestianni al limite reale da destra. Traversone per Saccullo che con una gran girata di destro sfiora il montante. Per poi al 23° piazzare la solita puntuale zampata in zona gol. L'azione inizia dal neoentrato Ciraldo, passa da Reale e da Caruso. Saccullo salta in velocità a centrocampo un avversario, allarga a destra verso Prestianni e stavolta la combinata riesce dopo una ribattuta dell'SDV in zona gol. Per il Bomber sono 11 le reti stagionali per il definitivo 4-0 di metà ripresa. La storia si ripete alla mezz'ora, ma oltre ai protagonisti di cui sopra c'è anche la firma di San Filippo, ipnotizzato a tu per tu da Manitta, a cui risponde nel finale dall'altro lato Citriglia con una parata a terra su Cuiseno. Rimane il tempo mentre in campo c'è spazio per Saitta, Montagno, Davide Meli e Merito per la palla del possibile 5-0. Punizione di San Filippo e Spartà prova a imitare Saccullo ma trova solo fondo campo. La squadra oggi è stata proprio irriconoscibile, cioè non è la squadra che siamo abituati a vedere, non lo so se l'hanno un po' sottovalutata la partita, ma la puoi sottovalutare per un po', poi quando ti rendi conto che comunque loro sono lì che lottano su ogni pallone, contrastano, ripartono, cioè, la puoi sottovalutare per una mezz'oretta, ma non esiste neanche. Cioè, noi dovevamo cercare di dare continuità a quello che stavamo facendo e oggi purtroppo abbiamo sbagliato proprio mentalità, abbiamo sbagliato l'atteggiamento, cioè, il risultato fino a un certo punto, ma è una conseguenza dell'atteggiamento che hanno avuto, e proprio hanno avuto un atteggiamento proprio sbagliato in tutto. Quindi noi quando perdiamo i nostri principi, che è quello di comunque di cercare di giocare sempre, andiamo in difficoltà perché non siamo una squadra abituata ad andare sulle seconde palle a fare la guerra, quindi è una squadra che si è sempre contraddistinta cercando di giocare. Oggi purtroppo ci è venuto difficile per merito anche degli avversari perché si sono venuti lì dietro, si sono chiusi, non era facile trovare degli spazi. Pazienza, è andata così, ci prendiamo il bicchiere mezzo pieno. Ci aspettavamo che lo Scicli era una squadra molto tosta, infatti è stata così. L'hanno basata loro subito sul nervosismo, forse noi siamo stati meno bravi a tenere tutto sotto controllo. Credo che la cosa che ci è mancata maggiormente è stata girare palle e trovare lo spazio e il tempo giusto per fare gol. Da adesso in poi molte squadre come loro che devono fare punti perché si devono salvare la metteranno su questo piano e cercheremo di migliorare nel miglior tempo possibile e speriamo di raggiungere il nostro obiettivo finale.
Su TVM Palermo l'appuntamento con Penalty, ogni mercoledì alle 15:30 ed il giovedì alle 21. Parliamo solo di calcio dilettantistico siciliano. Vi aspetto! Siamo rimasti compatti, siamo riusciti a giocare, penso che abbiamo fatto anche 2 o 3 fraseggi importanti, abbiamo avuto delle occasioni al primo tempo dove meritavamo sicuramente il pareggio. Poi insomma nel secondo tempo ho provato addirittura a vincere con 4 attaccanti, poi quando abbiamo pareggiato abbiamo avuto anche la sfortuna di avere degli infortuni in corso d'opera, quindi abbiamo finito la partita con 2 centrocampisti in difesa, quindi a maggior ragione faccio i complimenti oggi a tutti i ragazzi perché sono stati veramente bravi, attenti, veramente devo fare tanti complimenti perché insomma la classe è veramente forte. Il bicchiere è assolutamente mezzo pieno, in primis per la prestazione. Oggi anche se avessimo perso io credo che i ragazzi non andava rimproverato assolutamente nulla, perché quando metti questo impegno, questo entusiasmo, questa voglia e credo onestamente anche una certa qualità, perché ci sono state 2 o 3 azioni di grossa qualità dove potevamo essere più bravi a concludere e quindi oggi sicuramente il bicchiere è assolutamente mezzo pieno, non solo per il risultato, perché noi ovviamente il risultato guardiamo a noi stessi in casa, ma per la prestazione. Un commento sulla partita: sapevamo che affrontavamo un avversario molto molto forte, ostico, infatti durante la settimana abbiamo preparato ogni minimo dettaglio su come affrontare il nostro avversario. Penso che oggi abbiamo dato la risposta che il campo ha dato, che abbiamo dato tutti insieme. Questa vittoria va in particolare alla mia famiglia, la voglio dedicare a mia figlia e a un mio compagno di squadra, Matteo Nacci, che purtroppo ahimè è venuta a mancare la nonna nel giorno del suo compleanno, quindi un saluto particolare a lui e a tutta la comunità del Serra di Falco che non ci lasciano mai partita dopo partita. Però io sono sincero, non guardo né sotto e neanche sopra, penso e guardo partita dopo partita, pensare a fare 3 punti e poi quello che viene ci prendiamo. La cosa principale è salvarci il prima possibile, poi viene tutto in discesa. Queste partite, se non si prendono con le pinze le dovute attenzioni, rischi di fare brutte figure, come questa, come qualsiasi altra partita, perché ogni partita ha la sua storia. Quindi noi durante la settimana ci prepariamo per affrontare al meglio la partita che verrà e dare sempre il massimo la domenica in campo. Ripeto, ora adesso ci prepariamo per quest'altra partita, sarà sicuramente un'altra partita tosta, dove abbiamo visto anche che il Calat ha dato una scossa anche loro alla squadra, stanno iniziando pure loro a macinare gioco e a fare risultati, quindi ora ci godiamo questa grandissima vittoria contro una grandissima squadra e ci prepariamo per il Calat e poi a seguire le partite che verranno. Grande partita, grande gruppo, è stata una partita dura, sofferta, anche perché lo Scordia sappiamo la forza dello Scordia, però l'abbiamo voluto a tutti i costi. È da una settimana che prepariamo questa partita e siamo stati bravi sotto tutti i punti di vista. Potevamo fare più di 2 gol sicuramente alla fine, però il risultato va bene, ci premia e va bene così. Speriamo di continuare sempre così. Ma i ragazzi sono eccezionali, levando oggi comunque che lo Scordia è un'ottima squadra, non per questo è terza in classifica. Sapevamo il valore degli avversari, però lasciatemelo dire, i nostri sono da un paio di partite che sono eccezionali. Lottano su ogni pallone, il mister prepara bene le partite perché abbiamo anche un ottimo mister. Avete visto oggi, non sono le parole mie a dirlo, ma il campo ha parlato chiaro. Abbiamo meritato questa vittoria, 3 punti che allunghiamo da sotto e accorciamo sopra. Noi pensiamo partita dopo partita, con la speranza che a fine campionato potremo dire pure la nostra. Doppio appuntamento con Penalty su TVM Palermo. Vi aspetto il mercoledì alle 15:30 ed il giovedì alle 21. Noi parliamo solo di calcio dilettantistico siciliano. Vi aspetto.
La nuova Peloro punta a restare in scia alla capolista Orsa in questa terza giornata del campionato di prima categoria. Ospita al Marullo l'SP Torregrotta, padroni di casa del tecnico Eugenio Mazzeo, che scendono in campo con Taranto, Cappello, Romeo, Abate, D'Urso, Bruno, Marco Libro, Mamone, Tati, Riccardo Libro e Fabio Mazzeo. In panchina ci sono Romano, Morabito, Bonaccorso, Calapai, Mondello, Princi, Dell'Edere e Siano. Rispondono gli ospiti con Trimarchi, Crisafulli, Gerbino, Cardaci, Marchese, Trovato, Lopresti, Donia, Abate, Gitto e Previti. In panchina Comaceri, Salpietro, Visalli, Nasisi, De Luca, Amendolia, Magazzu, Nomefermo e Capilli. Arbitra l'incontro il signor Vincenzo Chiarella di Messina. Palla allargata sulla sinistra dove c'è Libro, traversone profondo, cercare Fabio Mazzeo, palla che termina sul fondo. Bruno prova la giocata personale, il tocco d'esterno, poi vince il contrasto, il rimpallo. Bruno calcia, c'è la deviazione e il vantaggio della nuova Peloro, decisiva la deviazione di Previti sul tiro di Bruno. È già in vantaggio la formazione di casa, bella l'iniziativa del numero 6. Marco Libro allarga il gioco a destra dove c'è Riccardo che riceve, punta Gitto, rientra sul sinistro, la palla gira, non a sufficienza, termina di un soffio al lato. La rimessa con le mani di Cappella a cercare Riccardo Libro, Abate, stop, può guardare la porta, calcia Valerio Abate. Trimarchi blocca a terra, farti partire subito la manovra. Attenzione al disimpegno non perfetto, Donia recupera palla e lancia subito in profondità. Nico Romeo fa un gran recupero ma era fuori gioco. In 3 sul punto di battuta va Riccardo Libro, si distende Trimarchi, blocca a terra. Ancora Riccardo Libro, la traversione dentro con il destro sul secondo palo, la schiaccia di testa Tati, blocca Trimarchi. Palla in verticale, la bella giocata di prima intenzione dell'Edera, entra in aria e con l'esterno fa 2-0. La zampata di Dell'Edera in campo dall'inizio di questo secondo tempo, grande opportunismo ma grande tecnica anche nella conclusione d'esterno ad anticipare difensore e portiere. Conquista palla Valerio Abate nel cerchio di centrocampo, innesca la ripartenza della nuova Peloro con Princi che la scarica su Dell'Edera, sinistro potente ma centrale, Trimarchi blocca. Tati mantiene la palla in campo, traversone profondo sul secondo palo, a un passo dal tris Princi, c'è la gran parata di Trimarchi. Sempre in 3 sul punto di battuta va Princi che lascia la battuta a Marco Libro. Libro di prima intenzione, una bella palla sulla quale può sganciarsi Romeo, la mette dentro Princi a rimorchio Tati, spreca la chance del 3-0, grandissima occasione e grandissima azione della nuova Peloro. Siano entra in aria, prova a spostarsela sul destro, poi Tati fa un gran movimento. Trimarchi, grandissima parata, splendida giocata di Tati sull'assist di Siano, giocando molto bene la nuova Peloro in questa fase di gara. La palla all'indietro, Tati di prima intenzione ed è una gemma assoluta. Lo schema su calcio d'angolo, la palla arretrata di Princi, lo splendido destro giro di Tati e si insacca sotto l'incrocio. C'è l'abbraccio con mister Mazzeo. La palla allargata a destra ma non c'è più tempo, arriva il triplice fischio del signor Chiarella. 3 punti dovevano essere, 3 punti sono stati per la nuova Peloro che supera 3-0 l'SP Torregrotta e conferma le proprie ambizioni restando in scia alla capolista Orsa, partita decisa dalle reti di Bruno, Dell'Edera e Tati.
Colpo salvezza del Real Italia Franco Zagami al Sorbello Stadium. I biancoazzurri superano di misura l'Etna Calcio Club e conquistano una vittoria pesantissima in chiave classifica. Finisce 1-0, un successo che vale doppio. Primo sorriso del 2026, ritorno alla vittoria dopo quasi 2 mesi. L'ultimo successo risaliva al 22 novembre e classifica che torna finalmente a muoversi. Nonostante il risultato finale, l'Etna Calcio a partire meglio. In avvio Scandurra prova subito a sorprendere la difesa di casa, ma Messina risponde presente e salva il risultato con un intervento decisivo. Il Real Italia prende fiducia e comincia a spingere. Prima Trimarchi da posizione favorevole calcia alto sopra la traversa, poi Bonamonte, la cui conclusione potente da fuori area si stampa in pieno sulla traversa. E il preludio al gol. Al terzo tentativo i padroni di casa passano. Mastroianni è il più lesto di tutti a spingere in rete la punizione battuta da Zoccoli, firmando l'1-0 che accende il Sorbello Stadium. Nella ripresa è ancora il Real Italia a rendersi pericoloso. Bonamonte viene fermato in extremis dalla difesa etnea, poi Zoccoli dal limite dell'area lascia partire un sinistro che sfiora il palo alla destra del portiere. I biancoazzurri insistono, D'Angelo manca di centimetri, la deviazione vincente sulla punizione di Bonamonte, mentre sugli sviluppi di un calcio d'angolo Mastroianni di testa non trova lo specchio della porta. L'Etna Calcio tenta la reazione, ancora Scandurra va vicino al pareggio, ma Messina si supera e nega il gol con una parata straordinaria sul diagonale. Poco dopo sempre Scandurra ci prova di testa senza fortuna. Nel finale il Real Italia prova a chiudere i conti. Trimarchi calcia col destro trovando la parata centrale di Locastro, che diventa protagonista pochi minuti dopo con una parata strepitosa su Crimi, negando un raddoppio che sembrava fatto. Una parata da applausi degna di replay. Al triplice fischio esplode la festa biancoazzurra. Con questo successo il Real Italia Franco Zagami sale a quota 11 punti, resta in terzultima posizione ma si porta a +4 sull'Etna Calcio e soprattutto a un solo punto dalla salvezza. Una vittoria che vale oro e che rilancia le speranze. Siamo la trasmissione più longeva del calcio dilettantistico siciliano. Quest'anno festeggiamo la 15ª stagione e siamo visibili sul canale 15 di 7 Gold, ma anche sul canale 19 di TVM Palermo. Ma da questa stagione siamo anche visibili sul canale 83 in Calabria con GS Channel, così come anche sul canale 79 per Roma e provincia. Penalty. Tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai.